Carissimo amico e collega Paolo Portoghesi, cari amici, no, ti prego di star comodo, no, ti spetta di star comodo. È un piacere salutare qui in questa sala Paolo Portoghesi e sarà un privilegio, un autentico privilegio ascoltarlo. Questo lo dico non come esercizio di bassa retorica, ma a ragion veduta, e glielo dicevo poc'anzi all'amico Paolo. Noi lo abbiamo ascoltato già il 29 settembre scorso, quando lui ha introdotto quella serata che fu veramente deliziosa, proprio come inaugurazione di una serie di appuntamenti di cui questo è il secondo. E allora fummo affascinati dalle parole di Paolo Portoghesi. Quindi ritengo un autentico privilegio che lui abbia accettato di avere stasera una maggiore distensione e quindi manifestarsi in tutta la sua sapienza e anche in tutto il suo fascino oratorio. Io dirò poche parole, ma certamente noi abbiamo di fronte un protagonista della cultura italiana della seconda metà del Novecento. Paolo Portoghesi non sa che io ho una conoscenza sua, sia pure indiretta, da tanto tempo. Io ero preside della facoltà di giurisprudenza di Firenze negli anni dal 72 al 75 ed entrai in familiarità con il preside della facoltà di architettura, che era allora Leonardo Ricci, ed anche con un altro docente della facoltà di architettura, coltissimo, uno storico, Franco Borsi. E Franco Borsi e Leonardo Ricci, nei tanti conversari che facevamo in un allora piccolo senato accademico nella vecchia università che era la autentica università di sempre e che ora il legislatore italiano ha condannato nel macero, in questi conversari uscì fuori il nome di Paolo Portoghesi e mi fu indicato da Franco Borsi una rivista, Controspazio, come una rivista innovativa, come di un personaggio che voleva rompere con certi schemi consolidati e aprirsi verso il postmoderno. Io presi contatto con questa rivista che aveva fondato Paolo Portoghesi nel 1966, lui appena 35enne, e che diresse per ben 17 anni. Veramente lì c'era proprio un promotore di un itinerario nuovo per la fondazione teorica dell'architettura italiana. Nell'80 sempre Borsi mi segnalò il tuo saggio Dopo l'architettura moderna. Il protagonista già giganteggiava, ma non basta. Nell'età matura, nell'età diciamo seniore, non diciamo vecchiaia, nell'età seniore, Paolo Portoghesi ha vissuto una seconda giovinezza, quando, 74enne, nel 2005 elabora un saggio di geoarchitettura e fonda una rivista nuova, lui 74enne, quindi giovanile nei suoi talenti intellettuali, Abitare la Terra. Ed ecco una nuova fase della sua ricerca, delle sue fondazioni teoriche per una nuova architettura, cioè l'architettura come responsabilità. L'architetto come uomo di fantasia, a Dio piacendo, ma che deve misurare la sua fantasia al contesto storico, al contesto culturale
e soprattutto sul piano della tutela ambientale. Ed ecco che la tua ricerca si avvicina a quella di noi giuristi. La Corte Costituzionale parla continuamente di tutela ambientale. L'ambiente è diventato veramente forse il motivo di sopravvivenza più forte per il genere umano. Questa seconda fase della ricerca di Portoghesi è una ricerca che immerge l'architetto all'interno della società civile con tutto un carico di responsabilità, e di questo il giurista Paolo Grossi gli è grato, proprio perché dimostra che diritto ed architettura sono realtà ordinanti di questa società umana che è oggi tanto disastrata. Per questo motivo, grazie a Paolo Portoghesi con tutto il cuore veramente, e lo ascoltiamo con molta attenzione. A te la parola.